Aspettiamo l'esito delle indagini. La mia assistita è serena e ritiene di aver operato correttamente. Per Anna Maria Lamanna, il medico dipendente di una cooperativa in servizio al pronto soccorso di Piove di Sacco, la tragica mattina del 28 ottobre, parla il suo avvocato Raffaele Giorgio. Vicina alla famiglia e colpita dal clamore della vicenda, il medico, 62 anni, preferisce lasciare spazio a lui. Eleonora Chinello, 14 anni, era in condizioni disperate al momento dell'arrivo dell'ambulanza. Un'indagine che parte però dalla relazione di due infermiere presenti, una dipendente dell'ULSS 6 e una della Croce Verde, inviata alla procura, che ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati la dottoressa per rifiuto d'atti d'ufficio, interruzione di pubblica necessità, cooperazione in omicidio colposo. Cautelativamente l'ULSS 6 ha chiesto di sospenderla dal servizio. Due i reparti in cui nei 4 ospedali dell'ULSS Euganea sono in servizio operatori dipendenti delle cooperative, spiega il direttore sanitario Aldo Mariotto. Il ricorso alle cooperative che avviene in alcuni ambiti specialistici dove non riusciamo a reperire noi, come diciamo buona parte del Veneto e forse dell'Italia, non riusciamo a reperire un numero sufficiente di specialisti, rappresenta una soluzione. Rappresenta l'ultima soluzione. Per noi riguarda il pronto soccorso e l'anestesia e rianimazione. Per l'anestesia e rianimazione l'ULSS 6 è stata in grado di tornare a personale diretto in 3 ospedali su 4. Diversa la situazione per la medicina d'urgenza. Col pronto soccorso invece ancora ci sarà da battagliare per un po' di tempo. È un lavoro evidentemente considerato, e lo è effettivamente, molto duro, che richiede un grandissimo spirito di sacrificio, per il quale noi abbiamo il massimo rispetto, ma per il quale diciamo, le nuove generazioni sembrano non essere così portate.